Circa un anno e mezzo fa Giada ed Andrea risiedevano al secondo piano di questo edificio situato in via Alessandrini a Stra. La coppia ha chiamato questo appartamento casa dall'ottobre del 2017 fino al dicembre del 2022, condividendo gli ultimi momenti in questa residenza insieme al loro piccolo figlio. I vicini conservano un piacevole ricordo della famiglia, nonostante fosse noto che talvolta tra le mura domestiche si levassero voci di discordia. Amico, visti tre odi che ho sentito urlare. Il vicino al primo piano, incredulo per quanto accaduto, sostiene che i litigi fossero eventi rari. Ogni volta o 2 volte all'anno, non so, non è tante. Il loro vicino Mohamed ha condiviso con loro anche momenti felici, come quando lo avevano invitato nella nuova casa a Vigonza. Guarda, io mi ho colpito al cuore con questa ragazza, questa famiglia, e anche lasciato un bambino. Andrea, aveva riferito al vicino, aveva avuto un altro figlio da una precedente relazione. I suoi genitori glielo portavano a casa. Una famiglia distrutta adesso. È distrutta. E lui ha lasciato anche un altro bambino, forse di un'altra donna, perché 2 figli adesso. Andrà al funerale di Giada? Sì, voglio andare, sì. Il femminicidio di Giulia Cecchettin, avvenuto tra Vigonovo e Fossò, ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei cittadini di Stra, che ora non si aspettavano di vivere un altro momento di intenso dolore e rammarico. È un'altra donna che viene uccisa in maniera così brutale da uno che era un compagno di vita. È una notizia veramente che lascia sgomenti. C'è bisogno di educare i giovani, i nostri ragazzi, fin da bambini, al controllo delle emozioni, dei sentimenti, al rispetto della persona, a non avere e non coltivare sentimenti di possesso.